Al Ministero eravamo presenti circa una sessantina di aziende e da parte del Ministro è arrivato questa proposta alle aziende di partire dai bisogni dei lavoratori, delle lavoratrici prevalentemente, per tutto quello che sono le esigenze per permettere alle donne, mamme, lavoratrici di rientrare al meglio al lavoro. C'erano anche i rappresentanti della cooperativa Il Sentiero di Arianna al tavolo di lavoro che il Ministero della Famiglia ha convocato a Roma per affrontare il tema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Due i fronti sui quali si attendono a breve provvedimenti: la partecipazione ai nuovi bandi europei e il rifinanziamento dell'articolo 8 della legge 53, che proprio l'8 marzo compie 19 anni. Un tema, quello della conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro, da sempre al centro dell'attenzione della realtà che fa parte del gruppo Tassano, che in questi anni ha cercato di metterlo in pratica con azioni concrete. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la cooperativa, nella quale lavorano 140 persone, l'85% delle quali sono donne, ha voluto aprirsi al territorio per dare visibilità a questo aspetto. Oggi, nelle aziende, conciliare le esigenze della vita, la nascita di un figlio o la cura di una persona malata con il proprio lavoro è possibile con strumenti concreti che vanno dal sostegno psicologico e di tutoraggio fino alla flessibilità di orario e il telelavoro. Avere la possibilità, ad esempio, di fruire di flessibilità di orario, di strumenti di lavoro a distanza come il telelavoro o di strumenti tecnologici anche all'avanguardia che possano proprio sostenere la persona nelle attività lavorative. Il fatto di beneficiare di un clima aziendale attento alle necessità delle persone e che quindi di fronte a ciò che la persona in quel momento sta vivendo, che può essere una cosa molto bella e positiva come la maternità o la paternità, oppure un bisogno di cura per una persona cara che sta vivendo, che ha un problema di salute. Ecco, che cosa l'azienda in termini organizzativi può fare per sostenere la persona durante questo periodo particolare della propria vita, senza fare sì che il problema o anche l'evento positivo come la maternità sia motivo di allontanamento dal lavoro.